Ciao, sono Casanova Wonka-Wai dei 400 Calci. Allora, quest'oggi parliamo di Incubo sulla città contaminata di Umberto Lenzi. Ora, io non so voi, però quando sento qualcuno di un altro paese che parla molto male dell'Italia o di un prodotto italiano, io mi innervosisco molto. Devo dire che quest'anno, con il fatto che non ci siamo neanche qualificati ai mondiali, la cosa ha assunto proporzioni bibliche, mitologiche, però c'è un limite, a un certo punto la misura è colma. L'altro giorno stavo riguardando vari articoli sul cinema che ho ritagliato nel corso degli anni e ho ritrovato un articolo di un professore, anzi di un assistente professore dell'Università della Louisiana. Si chiama David Shipka e parla dei film di zombie. Mette dentro anche il film Incubo sulla città contaminata di Umberto Lenzi, che definisce David Shipka come absolutely terrible in every single way. Assolutamente terribile in ogni senso, se la prende con gli effetti speciali, se la prende con i trucchi, col make-up dei mostri, con la recitazione e addirittura arriva a dire che la storia fa acqua da tutte le parti. Beh, allora, caro il mio Danny Shipka, noi dei 400 Calci non siamo assolutamente d'accordo. Incubo sulla città contaminata è un disaster zombie movie senza zombie, ecologista e pieno zeppo di cose straordinarie come action, tantissimo sangue e tantissime tette. Non vi sembra già un capolavoro? Sono tutti là. Quando ti faccio segno, apri la porta, capito? Ma non credi che sia... Zitta! Fa come ti dico e non discutere. D'accordo. Ora! La storia è questa: in una città non meglio definita, un giornalista, interpretato dall'attore Ugo Stiglitz, che i più attenti di voi sanno essere il nome di uno dei bastardi senza gloria del film di Quentin Tarantino, viene mandato all'aeroporto per intervistare un famoso scienziato che ha a che fare con l'esplosione di una centrale nucleare. Arriva effettivamente un aereo, ma quando si apre il portellone, invece che uno scienziato, scendono decine di... Ecco, allora, il tema è questo: Incubo sulla città contaminata è stato inserito dall'articolo di Shipka, ma in generale viene visto come un film sugli zombie. Però questi non sono zombie, cioè non sono persone morte che tornano in vita per le radiazioni che arrivano dalla Luna e cominciano ad andare in giro tentando di mangiare carne umana e trasformando altri esseri. Sono persone che sono entrate in contatto con le radiazioni dell'esplosione della centrale nucleare e che sono diventate dei mostri e hanno le seguenti caratteristiche. 1. Hanno la faccia totalmente marcia. 2. Gli è venuta una cattiveria pazzesca contro tutto e tutti. 3. Si nutrono di sangue umano. 4. Mantengono tutta la loro manualità, quella che avevano precedentemente, quindi utilizzano armi, utilizzano pistole, coltelli, macete, mannaie, qualsiasi cosa. I più scaltri addirittura guidano la macchina. Marta! Dad! Finalmente! Marta, che succede? 5. Corrono come i pazzi. Ecco, questo è un tema molto importante. Solitamente si dice che gli zombie che corrono sono stati inventati da Danny Boyle per il suo 28 giorni dopo o da Zack Snyder per il remake di Dawn of the Dead. Sì, Dawn of the Dead. No, in realtà si erano inventati, se vogliamo considerarli degli zombie, si era inventati Umberto Lenzi con il suo Incubo sulla città contaminata.
sono però delle caratteristiche che mettono insieme i mostri di Umberto Lenzi con gli zombie, almeno quelli romeriani. Bisogna, per ucciderli, bisogna colpirli in testa, bisogna distruggere il cervello, e se vi prendono, visto che corrono è anche facile che vi prendano, e se vi mordono anche voi vi trasformate in mostri e a vostra volta andrete in giro cercando di uccidere altre persone. Prima vi ho detto che Incubo sulla città contaminata è un disaster movie, allora vi spiego per quale motivo. In primo luogo perché c'è, come abbiamo detto, la denuncia ecologista, c'è la paura del nucleare, che è un tema insomma molto ricorrente, no? Nei film, nei disaster movie si parla dei problemi legati alla scienza, della natura e cose del genere. E poi c'è un altro aspetto secondo me fondamentale, non c'è un solo protagonista, ma ci sono tantissime microstorie che si vanno poi a incrociare quasi con un effetto sorpresa. Il giornalista di cui vi ho parlato prima deve salvare la moglie, che è un'infermiera che lavora in un ospedale. All'interno di questo ospedale conosciamo altri medici, altri infermieri, ci sono i pazienti, ognuno ha una propria storia. C'è un militare che deve salvare la figlia, la quale è sposata con un antimilitarista totalmente scemo, e loro scappano in macchina, c'è una parte quasi on the road. Insomma, ci sono tante microstorie che rendono il film un film corale. La minaccia è una sola, ma si raccontano tante storie. Pensi che sia possibile fermarli? La contaminazione è come una macchia d'olio. Chi può dire quanto si è esteso il contagio fino a questo momento? Sicuramente Incubo sulla città contaminata è un film di exploitation, ovvero sia un film italiano che rielabora in modo italiano tanti elementi che vengono dai film di generi di altri paesi, in maniera specifica evidentemente l'America, quindi c'è un po' di horror, c'è un po' di zombie, c'è un po' di disaster movie, viene mescolato tutto assieme, ma ci sono molte frecce all'arco di Umberto Lenzi. C'è tantissima azione, è un film estremamente veloce, ci sono tante storie come abbiamo detto, ma c'è tanta violenza. Io lo dico per gli appassionati di cinema horror, questo è un film molto sanguinolento, ci sono delle scene gore con degli effetti speciali anni 80 incredibili, insomma per chi ama l'horror questo è veramente un grande film. Insomma, non credete a quanto vi racconta Danny Shipka. Anzi, facciamo così, vi parlo di due grandi stimatori del film di Umberto Lenzi. Uno, l'abbiamo già citato, è Quentin Tarantino, che ha citato Incubo sulla città contaminata in tantissime interviste e, come abbiamo visto, lo omaggia addirittura direttamente nel suo Inglourious Basterds, I Bastardi senza gloria. L'altro è il suo allievo Robert Rodriguez. Nell'operazione Grindhouse Robert Rodriguez ha firmato il film Planet Terror, che di base rimane un remake non dichiarato di Incubo sulla città contaminata. Insomma, per noi, per i 400 calci, un film assolutamente da non perdere.